Eder. Mech. Pallister. Il caso della scomparsa di Daniela Ruggi, la 31enne di Vitriola di Montefiorino sparita nel settembre 2024, continua a destare grande attenzione e a svilupparsi con nuovi elementi. Recentemente, il fratello Alberto Ruggi è stato formalmente indagato per maltrattamenti in famiglia, un'accusa che si inserisce in un contesto familiare già complesso e segnato da tensioni. La Procura di Modena ha aperto un fascicolo a carico di Alberto Ruggi, ipotizzando il reato di maltrattamenti in famiglia. Questa decisione è scaturita dalle dichiarazioni rese dalla madre e dalla sorella Roberta, che hanno descritto comportamenti di controllo e gestione invasiva da parte di Alberto nei loro confronti. In seguito a queste testimonianze, è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione a Prignano, durante la quale sono stati sequestrati dispositivi elettronici per ulteriori accertamenti. È emerso inoltre che Daniela, il 6 aprile 2024, aveva denunciato il fratello per lesioni e tentata violazione di domicilio. Tuttavia, questo fascicolo sembra destinato all'archiviazione su richiesta del pubblico ministero. Alberto Ruggi ha respinto con fermezza le accuse, sostenendo di non aver mai adottato comportamenti violenti o aggressivi nei confronti della madre e delle sorelle. Ha dichiarato di essersi sempre preso cura della famiglia, specialmente dopo la morte del padre, e di aver agito con l'intento di proteggerle, considerando la loro fragilità e vulnerabilità. Il suo legale, l'avvocato Deborah De Cicco, ha sottolineato che l'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto e che non esistono denunce formali da parte dei familiari. Parallelamente, le indagini sulla scomparsa di Daniela proseguono. Recentemente, è stato consegnato agli inquirenti un quarto telefono cellulare appartenente alla giovane, un Samsung Just M503 Dual SIM, che era in possesso della sorella Roberta. Quest'ultima ha riferito di essersi dimenticata di consegnarlo precedentemente. Il dispositivo è ora oggetto di analisi da parte di un perito nominato dalla Procura, nella speranza che possa fornire nuovi elementi utili alle indagini. Le ricerche sul territorio sono state intensificate. I carabinieri hanno recentemente ispezionato una porcilaia abbandonata in località Caldana, nei pressi di Montefiorino, e successivamente hanno esteso le ricerche al letto del fiume Dragone. Queste operazioni sono state motivate dalla possibilità che in tali luoghi potessero trovarsi tracce riconducibili alla scomparsa di Daniela. Un altro individuo coinvolto nelle indagini è Domenico Lanza, noto come lo sceriffo, che è stato arrestato per possesso illegale di armi e successivamente indagato per sequestro di persona in relazione alla scomparsa di Daniela. Attualmente, Lanza ha patteggiato una pena di 18 mesi con sospensione della pena per i reati legati alle armi, ma resta sotto indagine per la scomparsa della giovane. Il caso di Daniela Ruggi rimane avvolto nel mistero, con molteplici piste investigative ancora aperte. Le recenti accuse di maltrattamenti in famiglia rivolte al fratello Alberto aggiungono ulteriore complessità alla vicenda. Le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla scomparsa della giovane, analizzando ogni possibile indizio e testimonianza. Il caso di Liliana Resinovic continua a essere oggetto di approfondite indagini e analisi, con nuove evidenze emerse recentemente che potrebbero contribuire a fare luce sulla sua misteriosa morte. Una recente perizia, depositata tra venerdì e sabato scorsi, ha evidenziato che le lesioni riscontrate sul corpo di Liliana Resinovic indicano il coinvolgimento di terzi. La 63enne, scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, sarebbe morta per asfissia meccanica indotta da terzi, probabilmente il giorno stesso della scomparsa. Inoltre, non sono emerse evidenze che escludano la possibilità che la morte sia avvenuta nel luogo del ritrovamento, ovvero nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Durante l'autopsia, sono stati individuati peli appartenenti a terzi sui sacchetti, sul pube e sugli indumenti di Liliana. I periti hanno suggerito ulteriori indagini genetiche per determinare l'origine di questi reperti, sebbene non si escluda la possibilità di contaminazioni avvenute durante la fase iniziale delle indagini. Il medico legale Raffaele Barisani, consulente del marito di Liliana,
Sebastiano Visintin, ha espresso dubbi sull'ipotesi di un'aggressione da tergo, suggerendo che la frattura alla vertebra dorsale potrebbe essere stata causata post mortem, forse durante lo spostamento del corpo. Barisani ha anche sottolineato che la lesione alla vertebra dorsale, non presente al momento della scomparsa, potrebbe essere stata provocata da una manipolazione del corpo dopo la morte. Inoltre, uno studio sul microbiota dei resti di Liliana, condotto dalla ricercatrice Noemi Procopio, ha rilevato segnali compatibili con la conservazione del corpo a temperature molto basse, suggerendo l'ipotesi di un congelamento post mortem. Tuttavia, i consulenti della procura hanno contestato questa teoria, ritenendola insostenibile secondo i parametri attuali e i risultati ottenuti. Il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ha fornito versioni discordanti riguardo alla mattina della scomparsa della moglie, dichiarando inizialmente di essere uscito in bicicletta per testare una telecamera GoPro e successivamente di aver consegnato dei coltelli in alcuni supermercati e pescherie. Queste incongruenze hanno sollevato dubbi tra gli inquirenti, sebbene Visintin non sia formalmente indagato. Nel frattempo, la procura ha autorizzato nuovi esami sul corpo di Liliana, inclusa l'analisi della fauna cadaverica, composta da funghi e batteri, per determinare con maggiore precisione la data della morte. Queste analisi potrebbero aiutare a stabilire se Liliana è morta il giorno della scomparsa o in quelli successivi. Il caso di Liliana Resinovic rimane complesso e ricco di interrogativi. Le nuove perizie e le indagini in corso potrebbero fornire elementi decisivi per chiarire le circostanze della sua morte. Tuttavia, molte domande restano senza risposta, e sarà fondamentale attendere i risultati delle analisi genetiche e degli esami sulla fauna cadaverica per avere un quadro più completo della vicenda. Le indagini proseguono, e si attendono i risultati degli esami in corso per ulteriori sviluppi. Gentili ascoltatori, buona giornata da Sensi di Balocchi. Da quando è morto Papa Francesco ho visto tanta falsità, tanti ipocriti in giro, persone che si mettono davanti alla televisione a piangere, ma io vi dico una cosa, ma vi rendete conto quanto siete ridicoli? Io schiettamente parlo, a me non mi interessava niente del vecchio Papa e tantomeno mi interessa del nuovo, di colui che andrà a ricoprire la cattedra di Pietro. Come si dice, io faccio il sensitivo e cerco di farlo nel migliore dei modi possibili, come quando sono andato alla Zanzara, che sono stato attaccato da Davide Parenzo, ma costui è vittima di una patologia senza confini a livello proprio cerebrale. Io infatti mi sono anche un po' pentito di averlo un po' strapazzato, ecco. Però signori, quando sono lì io lo sapevo che Bergoglio aveva i giorni contati, tant'è vero che mi sono rimasto in silenzio. Perché? Perché il pendolino mi segnalava la morte già da 20 giorni fa, non mi ha mai segnalato la presenza in vita di quest'uomo. Dunque, quando è così, il pendolino ha solo ritardato un paio di settimane, però poi alla fine è come ha detto il Sensiolocchi, una malattia senza ritorno. Ma se andiamo indietro con gli anni, il Sensiolocchi aveva indovinato, aveva anticipato anche la fine di Papa Ratzinger. Per me, signori, vi ripeto, per me è esistito, ho voluto veramente bene, sono stato veramente affezionato, e in quel caso quando è morto alle 21:37 ho pianto. Per me è esistito un solo Papa, Karol Wojtyła, e poi è l'unico Papa che è diventato santo. Ecco signori, io ero devoto e sono tuttora devoto a Papa Wojtyła.
non posso mettermi, io vi dico una cosa, voi che andate a piangere, ma andate al Bambino Gesù, guardate tutti quei ragazzini che non hanno i capelli in testa, e quando muore un ragazzino di 4-5 anni, lì dovete piangere, non che vi mettete a piangere che è morta una persona che ha 90 anni, 88 anni, che la sua vita l'ha fatta, è stato papa, e poi se andiamo a guardare bene ci sono delle cose che lui ha fatto che il sensitivo all'occhi non condivide, però oramai sono state fatte, oramai la persona è morta e basta, morta, non esiste più. Ora se volete arruffianatevi a quello che verrà dopo, che intanto ruffiani ci si nasce e ci si muore anche. Quando sei ruffiano, rimani ruffiano per il resto della tua vita. Di nuovo amici, un buon proseguimento di giornata a voi tutti dal Sensitivo all'Occhi di Civitavecchia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.